Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Come potete vedere stiamo accedendo alla nostra cittadina di Cotton Bend. Allora ragazzi, vediamo un pochettino. Oggi sto facendo questo gameplay, diciamo che ne ho altri pronti da fare. Il problema è che non riesco a caricare i video che ho tutti molto rapidamente perché la mia connessione non è molto veloce, voi lo sapete. Quindi più o meno a video ci metto 3 ore e mezza e necessariamente ho bisogno di un po' di tempo. Inoltre sto anche scaricando un altro gioco free to play che potrei anche portare sul canale, fatemi sapere se vi va. Si chiama, vediamo se mi ricordo, sì, War of Warships. È una specie di gioco online di battaglie navali, è molto interessante a quello che ho visto e potrebbe essere anche un'idea portarlo sul canale, quindi fatemi sapere se l'idea può essere interessante. So che molti di voi ancora dicono ma è iniziato Empire Total War, ancora non lo stai portando avanti. È vero, però lo porterò avanti ragazzi appena terminerò questa avventura su SimCity, perché è importante portarla avanti. Intanto purtroppo ieri non sono riuscito a collegarmi e voglio vedere però a livello di grandi opere come siamo combinati. Qui nessuno ha costruito niente nel nostro piccolo angolo di mondo. Vediamo dall'altra parte se qualcuno ha costruito qualche cosa. Per esempio guardiamo Tuna Coil di questo ragazzo per dare un'occhiata alla sua grande opera. Vediamo se hanno posizionato magari cantieri. Comunque anche se qualcuno posiziona la grande opera, ragazzi, voglio continuare a finire la mia mappa, perché sennò poi non riesco a finirla e a vederla definitiva. Vediamo che hanno fatto, vediamo un po'. La grande opera non credo che l'abbiano messa, perché la grande opera dovrebbe essere messa da quella parte. Non si intravede nulla. No, infatti. Vediamo un po' cosa dice. Il sindaco XBX inizia a inviare leghe da Berlecom al sito dell'arcologia. Oh, qualcuno appunto 17 ore fa, appunto ieri, mannaggia non sono riuscito a collegarmi, ha avviato l'arcologia. Mi sembra che XBX è nella mia parte di regione, quindi, non l'ho vista io. Ah, forse si dovrà aggiornare il server, perché un po' in questi giorni ho notato che questi server sono un po' lenti ad aggiornarsi. Comunque, vediamo un po'. Grandi opere, eccoci qua. Seleziona, questa è la nostra. Dove le stiamo mandando? A quanto pare, boh, non saprei. Ah, avranno approvato il progetto, ma ancora non l'hanno costruita. Ah, ok, ho capito. Andiamo da quest'altra parte, vediamo un pochettino la cittadina di... Vediamo un po', sì, di Red Fox Hills. Vediamo se hanno loro collocato il cantiere, solo per dare un'occhiata. Voglio solo farvi vedere anche a voi. E dopo andremo nella nostra città. Carica anche abbastanza velocemente, quindi siamo tranquilli. Vediamo un po'. Ah, cantiere per la grande opera inaugurato anche da questa parte, Red Fox Hills, quindi da tenere sott'occhio questa parte di regione. Eccola qua, quindi attenzione. Come vi avevo detto, qualcuno l'aveva posizionata sicuramente, ed eccola lì. Infatti non è... Tutti fanno l'arcologia probabilmente, però sarebbe interessante vedere anche qualche altra cosa. Allora, vediamo un po'. Diamo un'occhiata adesso anche all'ultima sottoregione, che è questa. Vediamo un po' la cittadina di Saknarf Jailostad. Eccola qui. Quindi ragazzi, quella regione da tenere sotto controllo. Dobbiamo fare meglio. Avanti, voglio vincere almeno una mappa. E anche loro mi sa che non l'hanno completata, non l'hanno iniziata. Vediamo un po', infatti la grande opera doveva essere qui. Ancora loro no, non l'hanno fatta. Va bene. Ok, era solo per dare un occhio. Adesso andiamo nella mia città e cerchiamo di continuare. Allora, oggi dovrò caricare 2 video. Ora vediamo se ne riesco a caricare. Purtroppo ci vuole un po' di tempo. Sto scaricando anche questo gioco, ragazzi, che pesa 10 giga e ce ne vuole quindi per scaricare. Allora, vediamo dove eravamo rimasti. Energia quasi a posto, acqua a posto, acqua e reflue a posto. Municipio, modulo del municipio, va bene, con la spazzatura siamo proprio alla grande. Bene, bene. Ok, le aule sono piene. Allora ragazzi, cosa dovevamo fare? Il personale, ecco, finalmente il deposito commerciale funziona e stiamo esportando i minerali e il carbone e i metalli per adesso li dobbiamo esportare, ma non ne abbiamo. Allora, vediamo come va a livello di miniere. Tutti cercano lavoratori, carenza di lavoratori, ovviamente, perché la nostra città, diciamo, ha solo 16.000 abitanti, che non sono pochi, Abbiamo sfruttato tutte le miniere possibili e immaginabili, quindi tutte queste nuove zone verranno utilizzate. Cos'è, un regalo questo? No, 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 siamo stati noi. Abbiamo esportato tutto.
Problema è che mancano persone, potete vedere un po', quindi che cosa possiamo fare? Tutte queste fabbriche, mamma mia, sono appunto di pessimo gusto, sono tutte antiche, dovremmo un po' migliorarle. Io vorrei convertire qualche zona industriale in qualche zona residenziale, magari potrebbe essere una buona idea. Vediamo un po', ancora carenza di lavoratori qui. Mamma mia, non ci credo che manca personale. E che cosa possiamo fare? Innanzitutto volevo un pochettino capire una cosa. Con l'energia siamo a posto. Ah, l'educazione. Mi sembra che servivano dei nuovi posti nella nostra scuola elementare. Infatti, aggiungiamo una nuova aula. Ma io, ecco, qua dietro. E ragazzi, adesso dobbiamo trovare un modo. Vediamo un po' a livello di densità come siamo messi. Mi sa che va tutto abbastanza bene. Vediamo cosa dicono questi. Sì, sono a posto, le strade sono quelle che sono, vanno bene. E l'unico modo per aumentare è costruire qualche nuova zona residenziale, ma io non so proprio dove metterle, perché queste sono tutte zone industriali. Facciamo una cosa, collochiamo intanto la fonderia, ecco qua, in modo tale da capire i nostri spazi. Fonderia messa qui, per adesso la teniamo chiusa perché non ci serve, però solo per capire dove mettere le nostre postazioni. Allora, qui ci siamo, stiamo andando ad esportare merci. Il problema è che queste sono chiuse, quindi dobbiamo per forza aumentare la popolazione. Vediamo come possiamo fare. Ovviamente penso che questi, vediamo la mappa del valore del terreno. Questi elementi sono proprio di cattivissimo gusto per le nostre... infatti qua appunto non è che si sta granché, quindi dobbiamo fare una cosa sola. Eliminiamo queste fabbriche qui e andiamo a mettere una zona residenziale da questa parte. Secondo me è una mossa azzardata, però ecco qua. Mettiamola. No, che è questa? Una fabbrica in costruzione, via. Nuove zone residenziali, questa cos'è? Perfetto. Accogliamo nuove persone, ragazzi. So che è una mossa un pochettino azzardata, però abbiamo bisogno di... abbiamo un'alta domanda a livello di medio reddito. Vediamo se possiamo convertire un po' il terreno. Vediamo un po'. Qui cosa c'è? Giostre. Vediamo di eliminarlo. Eliminiamo anche questo. E vediamo di mettere immediatamente dei nuovi parchi. Per esempio, vediamo se possiamo aggiungerlo da questa parte o anche da quest'altra. Ok, non ci entra purtroppo. Vediamo un po'. Ecco fatto. Sì, perché la domanda medio reddito è quella che ci interessa di più. Infatti eliminiamo anche questo barbecue che ho messo qui e aggiungiamo un nuovo parco. Perfetto. La ferrovia purtroppo qua dietro rende queste persone, rende la vita difficile a queste persone perché non possono espandere la loro abitazione. Allora, ecco, nuove case si stanno convertendo. Vediamo qua come va ancora. Ma vi rendete conto? Cercasi personale per 2 miniere e anche per una fonderia. Per adesso è chiusa, però rendetevi conto, non abbiamo completamente popolazione, ragazzi. Qui abbiamo collocato finalmente un paio di case nuove che purtroppo dovranno sfruttare il basso valore del terreno. Perfetto, stiamo inviando delle nuove risorse dall'altra parte. Ma ora, pensandoci bene, io che cosa posso fare? Potrei collocare tutte le industrie da questa parte. Perfetto. E tutte queste... perfetto, ragazzi. Allora, ci costerà parecchio, però dobbiamo farlo. Allora, in tutta questa zona andiamo a mettere delle industrie. In quest'altra andiamo a rimuovere tutte queste industrie che ci sono qui e rimuoviamole definitivamente e convertiamole in zone residenziali. Allora, facciamo così. Stoppiamo il tempo. Via, 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 via. Perfetto. Ora tagliamo un po' anche le strade. Questa strada in mezzo la tagliamo. Abbiamo un bel po' di soldi per subire questo colpo e ammortizzare il cambiamento. Un'unica strada che tagli qua in mezzo. Tutte queste industrie le buttiamo a terra. Via, 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 via. Lo so che forse sto facendo un grosso errore, ma abbiamo 270.000 dollari, possiamo stare tranquilli. Nuove residenze. Gli mettiamo anche dei parchi. Perfetto. Uno qui, uno qui e uno qui. Lo so, ragazzi, che avrei perso tutti questi soldi, ma dai, dai, dai che ce la facciamo. Via questa fabbrica di qua. Via questa zona di qua. Via questa zona. Il tubo delle acque reflue lo eliminiamo pure. E là, via. Questa zona tutta residenziale. C'è un alto inquinamento del suolo da queste parti, però
Sì, per via di quel maledetto tubo delle acque reflue. Vediamo com'è il valore del terreno qui. Ci siamo salvati da un certo punto di vista. Allora, le nuove industrie messe qua le stiamo costruendo, come va? Vediamo un po', perfetto, le stiamo tutte impiantando in questa zona. Benissimo. Mettiamone un paio anche qua dietro. Allora ragazzi, mi sembra che questa è la scelta più giusta. So che qui il terreno è molto inquinato per via di quel tubo maledetto delle acque reflue, però era una cosa che dovevamo fare, perché almeno adesso l'inquinamento si è spostato tutto in quella zona e non ci darà fastidio. E sicuramente qui abbiamo recuperato diversi lotti di costruzione. E poi ovviamente il terreno in un modo o nell'altro dobbiamo recuperarlo. Vediamo un po'. Adesso le case si stanno espandendo pian pianino. Ok, qui le persone stanno continuando ad arrivare, stiamo continuando a guadagnare. Eccoci qua, si stanno espandendo anche queste nuove fabbriche che hanno ovviamente vicino, credo... Ah, ecco, ora questo deposito commerciale qua lo possiamo anche rimuovere e portare dall'altra parte. Eccolo qua, lo mettiamo proprio qui, il magazzino commerciale, che sarà solo per le merci. Deposito casse merci. Dov'è? Casse merci, messo qua. No, ma questo è il magazzino commerciale enorme. Ho sbagliato. È quello grosso, volevo mettere quello piccolo. Vabbè, gli lasciamo queste zone di raccolta casse merci. Mettiamone, va bene, basta così. Dai, non spendiamo più soldi inutili, perfetto. Andiamo ad aggiungere adesso da questa parte altre industrie. Qui vediamo se possiamo recuperare un po' di terreno con qualche industria nuova. Ecco, perfetto. E abbiamo, forse le miniere adesso sono a posto, hanno perfetto la popolazione necessaria per il lavoro. La fonderia per adesso è chiusa. Ecco, in questa zona si possono creare delle nuove case. Perfetto. Nuove zone residenziali vicino alla stazione di polizia, che ovviamente è ottima. Però c'è la discarica, quindi dobbiamo aggiungere... la discarica la spostiamo di qua e la mettiamo dall'altra parte, visto che non ci interessa questa zona a livello residenziale. Questa zona la lasciamo solo a livello industriale. La discarica la possiamo mettere tranquillamente, ragazzi. No, qua volevo mettere la centrale elettrica onde, poi più avanti. Quindi la discarica la possiamo mettere magari qua, sì, vicino alla fonderia. Ecco qua. Perfetto. E questa zona, raga, e purtroppo qua il terreno è inquinato, però possiamo sfruttarlo al massimo. Tiriamo una nuova strada a media densità fin qui, una nuova zona residenziale, e gli aggiungiamo anche un nuovo parco per rendere le cose un po' più gradevoli. Perfetto. Come vanno qua le cose? Molti problemi di salute. Come va il nostro centro medico? La sala d'aspetto è piena. Aggiungiamo una nuova zona per il ricovero. Perfetto. 17.000 abitanti, ragazzi, quindi stiamo andando proprio alla grande. Le industrie credo che vadano molto bene. Ecco, si stanno un po' riprendendo dal colpaccio che c'è stato, che le abbiamo spostate appunto tutte dall'altra parte. Ok, vediamo un po' cosa manca. Allora, stiamo guadagnando tantissimi soldi a livello di miniere. Stanno producendo in maniera esagerata, come potete vedere. Ovviamente qui tutto lo esportiamo molto rapidamente. Il carbone lo bruciamo anche molto in fretta, lo raccogliamo. E adesso possiamo aprire, ragazzi, la fonderia immediatamente per vendere i metalli fuori. Metalli, esporta, perfetto. Quindi fonderia pronta per essere aperta. Io purtroppo non posso collocare altre miniere perché non ne ho disponibili. Questa è una miniera di carbone avanzata, 96 tonnellate al giorno. Forse però il carbone, ragazzi, è... aspettate, facciamo una cosa. Tiriamo su questa strada. Media densità. Potrebbe essere una cosa interessante andare a mettere una miniera di carbone avanzata, anche perché non l'ho mai messa. Quindi andiamo a spostare tutto questo carbone da questa zona. Il deposito è pieno. Come va a livello energetico? Ci siamo, vero? No, non ci siamo più. Mi sa che dobbiamo mettere un'altra torretta per bruciare carbone. Perfetto. E purtroppo il carbone qui ci servirà, ragazzi. Quindi mi sa che questa mossa è adatta. Allora, convertiamo una di queste due miniere in una miniera avanzata. Quindi distruggiamo per esempio
questa. Qua ci sono 120 tonnellate però. Distruggiamo per esempio questa. E andiamo a mettere quella avanzata. Eccola qua. Però mi sembra che quella avanzata, ecco, è più grande. Quindi dovrei andare a sistemare un po' le cose qui. Certo. E come potremmo fare? Come possiamo fare? C'è sempre una soluzione. Tiriamo questa strada per così. Cosa succede? Troppo vicina. Angolo troppo acuto. Dai, che era perfetto. Ecco qua. Allora, aggiungiamo un altro ponticello qui per riuscire a rendere le cose più fluide. E cambiamo un attimo qua la geometria del nostro territorio. Via questa strada, via quest'altra, via quest'altra ancora. Vediamo di ottimizzare la nostra miniera al massimo. Vediamo un po'. Mappa del carbone. Eccola qua. Allora ragazzi, vediamo un po'. Sta strada ci rompe un po' le scatole. Tiriamo una bella strada. Vediamo un po'. Che qua il terreno è quello che è. Se n'è andata la connessione a internet proprio adesso. Che bello. Però io voglio finire ragazzi. Il terreno è un po' irregolare. Vediamo. No. Speriamo che la connessione ritorni. Ma qua aspettate, com'è la mappa vera e propria? Vediamo. È un po' frastagliata qua la zona. Sì, è piena di dislivelli. Quindi dobbiamo fare una cosa. Proviamo a tirare una retta. Ecco, questa strada miglioriamola un po'. Credo che il gioco adesso si aggiornerà appena tornerà online tutto. Tiriamo una bella retta in questo modo. Ok. E adesso andiamo ad aggiungere immediatamente la nostra miniera avanzata. Vediamo un po' se ci entra. Purtroppo. Quanto costa? 60.000 dollari. Ah, connessione ristabilita, meno male. Facciamo una cosa. Togliamo anche questo ponte. Perfetto. E andiamo ad aggiungere... Ah, in questo momento è un modello offline. Che rompiscatole. Ragazzi, un attimo che devo riaccedere. Eccoci ragazzi, bentornati, scusate per l'interruzione ma c'è stata un'assenza di connessione per 10 secondi e ho dovuto uscire e rientrare dal gioco. Allora, è una cosa strana qua, devo riuscire a sfruttare tutto il terreno possibile, vediamo un po', ecco, così. Vediamo un po' se adesso va bene, tiriamo su una bella miniera di carbone, vediamo un po'. Purtroppo, ah, ecco qua, perfetto. Vediamo, no, un po' più a sinistra, un po' più a destra. Ragazzi, dobbiamo raggiungere la perfezione. Quindi andiamo a togliere... ok. No. Andiamo a togliere questa strada. C'è questa curva maledetta che ci rompe un po' le scatole. Quindi come facciamo? Abbiamo un bel po' di soldi, ma io non voglio buttarli così. Eccoci qua, perfetto. Mettiamo la nostra... però vedete un pochettino dove va a toccare. Guardate, proprio qua il terreno è... organizzato. Mettiamola. Ecco fatto. Andiamo a potenziarla con tutte le nostre, ecco qua, zone di raccolta. Una qui. Wow. Che cosa fare? Un'altra mettiamo qua. Ah, ma ne potrei mettere... Allora ragazzi, cerchiamo di capire. 48 tonnellate al giorno una di questa fa. Ok. Quindi qua una di queste quante tonnellate fa? Ne fa 24. Quindi ragazzi potremmo sostituire tutto con un'unica miniera. Sì ragazzi, credo che sia la cosa più adatta. Via questa miniera, via questa strada. E mettiamone una e basta. Ad alto potenziale di estrazione. Ok, e adesso sì che ci siamo, dai, tiriamone una di qua. Un po'. Mettiamone una così. 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 No. Qua voglio sfruttarlo, eh. Tagliamo sta strada. Ragazzi, scusate, ma dobbiamo ottimizzare un po' tutto. Con i prossimi soldi potenzieremo anche questa nuova zona. Allora ragazzi, in questa maniera credo che abbiamo aumentato le nostre capacità
estrattive. Speriamo che le persone ci vadano però. Vediamo un po' se riusciamo anche ad esportare i nostri minerali che continuano costantemente. Ecco, abbiamo ben 130 tonnellate messe appunto in stock. Problema di energia. Edifici, questa nostra miniera mi sa che questa nostra centrale non ci porterà più avanti. Dobbiamo trovare un altro modo alternativo per generare energia elettrica, ragazzi. Non ce la facciamo più, guardate un po' quanto, mamma mia, un attimo, crollo energetico. Come facciamo? La centrale a fusione non basta. Quella onde va benissimo, ma crea appena 30 megawatt. Quindi dobbiamo sfruttare l'energia nucleare. Sarebbe ottima. $145.000 però ci costa. Allora ragazzi, per il momento dobbiamo per forza sfruttare al massimo l'energia della regione. Meno male che c'è Ferrari City che ce ne vende un po', però non abbastanza per le nostre esigenze. Vediamo di capire cosa fare. Qua manca il carbone perché la miniera è chiusa. Abbiamo fatto un piccolo errore. Dobbiamo sfruttare qualche altra cosa, ragazzi. Mamma mia, ci stanno terminando i soldi. Come possiamo fare? L'energia solare non credo che ci aiuterà tanto. Dobbiamo fare qualche altra cosa. Dobbiamo vendere intanto tutto questo. Allora, la miniera la chiudiamo per il momento, così il bilancio energetico credo che ritornerà in positivo. Perfetto. Allora, non abbiamo carbone, quindi non abbiamo metalli, fonderia e niente. Dobbiamo sfruttare queste ultime 160 tonnellate. La nave sta arrivando, credo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ragazzi, devo per forza mettere la centrale nucleare. Non c'è altro, perché la centrale nucleare è l'unica cosa. Il fatto è che non abbiamo neanche una popolazione tanto istruita, quindi non so davvero come fare. Il carbone sta finendo, siamo fermi. Oppure potrei usare il petrolio per il momento. Potrei comprarne un po'. Non ci sono altre forme, cioè, di energia che potrei sfruttare. Il carbone qua è fermo, non pensavo che ci volessero. Anzi, se no facciamo una cosa, attiviamola. Però non attiviamo tutti gli impianti, ne attiviamo solo qualcuno. Questo lo chiudiamo, questo lo chiudiamo e li accendiamo piano piano. Questo lo chiudiamo, questo pure e questo pure. Vediamo come siamo messi a livello energetico. Dai che adesso ce la dovremmo fare, non facciamo i piagnucoloni. Dai che ce la facciamo adesso. Quanto produce questo? 75, 75. Ne potremmo aggiungere un altro ancora. 75 entrambi. Vabbè, possiamo metterne un altro. Eccoci. Però il carbone mi sa che sta finendo. Abbiamo solo le ultime 4 tonnellate per attivare questa maledetta miniera. Avanti. Tiriamo su. Forza che è arrivata l'elettricità. Come? Manca pure l'acqua? Allora ragazzi, siamo in una situazione un pochettino. Aggiungiamo un'altra pompa dell'acqua. Dobbiamo immediatamente attivare questa miniera. Forza. Forza. Cosa? Ah, pure il collegamento stradale. Ah, ecco perché non arrivava energia. Maledizione a me. Vai. Ora ci siamo? Dai che possiamo affondare anche per questi problemi. Forza. Arrivano le cose? Non ci credo. È arrivata l'energia, è arrivata l'acqua. Cercasi personale adesso. Dai che abbiamo anche di... Olè, ci siamo. Ci siamo, abbiamo garantito tutto. C'è traffico in aumento in questa zona. Un unico ponte mi sa che non basta. Dobbiamo tirarne un altro e lo aggiungiamo proprio qui. Pam, che te... No! Bene. Un po' di sovrapposizioni stradali. Ragazzi, è una situazione un attimo di emergenza. Devo un attimo regolamentare qua il traffico, tutto. C'è cercasi personale per quanto riguarda la miniera di carbone, purtroppo. Vediamo un po' se riusciamo a fare venire un po' di persone per lavorare. Vediamo se riusciamo a farle arrivare. Forza ragazzi, cercasi personale, ancora. Qua siamo connessi, vero? No, che è questa storia? Non mi dite... Ah, ecco, perfetto. Ah, in funzione. Abbiamo trovato, ragazzi, le persone per iniziare a lavorare. Allora, cerchiamo di capire adesso le strade. Come sono messe? Abbiamo queste due vie principali. Questa stradina messa qua. Così, è un po' brutto da vedere, ma lo sistemerò più avanti appena avrò un pochino di tempo in più. Qua intanto stiamo consumando carbone in una maniera unica. 300 megawatt.
Lo so, ma ci serve un po'. Ecco, stiamo iniziando già a produrne un po'. Apriamo altre 2 zone di estrazione. Vediamo come va l'energia, ragazzi. Vediamo come va il fabbisogno energetico. Ci siamo, ci siamo. Attiviamone altre. Vediamo come va adesso. Oh, attenzione. Attenzione. Chiudiamone una. 56. Ok. Forse abbiamo raggiunto un ottimo compromesso. Sì, forse abbiamo raggiunto un ottimo compromesso. Quante ce ne sono attive? Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 su 8 sono attive. Vediamo se ne possiamo attivare un'altra. Aggiungiamo intanto qualche camion per le consegne. Aggiungiamone, ragazzi, un'altra. Vediamo se va l'energia. Dai. Dai che ce la facciamo. Vediamo un po'. Forse sì. È entrata in azione. Vediamo se funziona tutto alla grande. Ok, già facciamo 125 tonnellate al giorno. Ora 132, molte di più, ragazzi, di prima. Quindi davvero tutto quello che abbiamo fatto sicuramente, sì, diciamo che ne è valsa la pena, dai. Perché adesso la produzione aumenterà ancora di più. E ricordate che posso anche aggiungere un'altra zona. Ce n'è ancora una chiusa. No, credo, vediamo un po'. Sì, c'è una zona di estrazione completamente chiusa. Però un'altra la potrei ancora mettere. Per adesso, ragazzi, fermiamoci qua. Qua ancora con questo personale. Ma è una cosa impossibile. Vediamo un po'. La zona non è molto salubre, scusate, lo so. Mamma mia, infatti forse ho cambiato un po' tutto. Però le persone non è che vivono bene dove c'erano le vecchie industrie. Lo so, però forse dovevo metterle sin dall'inizio qui, le industrie. Però adesso cerchiamo di rimediare. Intanto ci servono persone. No, metallo. Già siamo a 181. Qua come va? Perfetto. Ancora, ragazzi, purtroppo mi sa che oggi non è giornata. Non ho nuovamente la connessione a internet, quindi adesso dovrei uscire dal gioco. Facciamo così, interrompiamo il video qui perché oggi vedo la connessione un po' altalenante. Comunque, siamo riusciti un po' a migliorare le cose, o a peggiorarle. Non lo so, penso migliorarle però, perché il nostro budget sta crescendo e siamo riusciti anche ad aumentare la popolazione. In questa zona magari metterò i furgoni della salute che convertiranno e bonificheranno la zona. Comunque, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.